Una cordiale buona giornata, ben ritrovati con l'informazione di Prealpina.it, TG ore 13, denso di cronaca. La squadra mobile della Questura di Milano ha arrestato ieri Don Emanuele Tempesta, sacerdote della Diocesi di Milano, vicario parrocchiale a Busto Garolfo, nelle parrocchie di Santa Geltrude e dei Santi Salvatore e Margherita. Ora il sacerdote si trova agli arresti domiciliari. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Diocesi, che al momento non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell'autorità giudiziaria, Don Tempesta è accusato di abusi sessuali su minori compiuti nel periodo che va dal febbraio del 2020 al maggio del 2021. Scarichi abusivi nel Parco Alto Milanese. Il problema è serio, ma il potenziamento delle misure di sicurezza sta producendo risultati. Gli incivili cominciano a capire che se vengono individuati rischiano multe salate, ha messo in rilievo il presidente del parco. Emblematica la vicenda dei giorni scorsi accaduta sul territorio di Legnano. Uno scaricatore, trovata la piattaforma ecologica chiusa, è entrato col furgone nel parco per gettare un cumulo di rifiuti d'ogni genere. È tornato a casa, ma poi ci ha ripensato ed è tornato indietro e ha smantellato la discarica abusiva, ricaricando tutta la spazzatura sul suo furgone. Una nuova frana, l'ennesima lungo il travagliato asse viario internazionale che collega Domodossola e Locarno, si è verificata all'alba appena oltre confine e solo la fortuna ha voluto che non succedesse nulla di grave, ma lo spavento è stato tanto per i frontalieri che questa mattina si sono visti franare la montagna davanti agli occhi. Lo smottamento si è verificato poco prima di Palagnedra, in un punto stretto della strada cantonale delle Centovaglie, a poche centinaia di metri oltre il confine di Camedo Ribellasca. La viabilità è tornata alla normalità prima delle 8 grazie al pronto intervento delle squadre della manutenzione strade del cantone che hanno sgomberato l'asse stradale dai sassi e dai detriti. La stazione di Luino e un tratto della linea ferroviaria sono state chiuse nelle prime ore di oggi a causa di una perdita di gas. Il problema è stato poi risolto nella notte dai vigili del fuoco che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Alcuni addetti avevano notato attorno a mezzanotte una perdita di gas da un vagone di un convoglio merci in transito. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli specialisti del nucleo NBCR di Milano. La stazione è stata interdetta e la linea ferroviaria chiusa, come detto. Gli operatori hanno comunque individuato la fuoriuscita di gas argon da una cisterna e sono riusciti ad intercettare la perdita. Le operazioni sono terminate alle 4 del mattino. In chiusura allo sport, pallacanestro, due firme importanti per Legnano in vista della nuova avventura in Serie B dopo l'acquisizione dei diritti da Saronno. Accordo raggiunto con il coach Riccardo Eliantonio, 49enne tecnico con una lunga militanza in Serie B che ha guidato Crema ai playoff nella stagione appena conclusa, intesa anche con l'ala Sebastiano Bianchi, già in passato agli Knights, in uscita da Saronno. Bene, con il basket si chiude il notiziario delle 13 di Prealpina.it, appuntamento questa sera alle 19. Buona giornata.